Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Ciao, sono Fabio e sono il titolare della Credisar. Oggi vi presento la nostra squadra. Ciao, sono Antonella e mi occupo del caricamento e della gestione delle pratiche. Ciao, sono Marzia e mi occupo dell'accoglienza clienti e del back office. Ciao, sono Franco, mi occupo di consulenza finanziaria alle imprese e ai loro dipendenti. Credisar è un team di esperti in consulenza e di professionisti nella gestione delle pratiche per la cessione del quinto, prestiti personali, anticipo del TFS, mutui casa e finanziamenti dedicati alle piccole e medie imprese. Siamo una realtà giovane, nata nel 2022, ma con una lunga esperienza pregressa nel settore. Ci piace descrivere Credisar come persone al servizio delle persone. Infatti per noi non sarai mai un numero di pratica, ma un amico da guidare passo dopo passo verso il miglior progetto pensato su misura per le tue esigenze. Il nostro slogan è persone, non pratiche. Benvenuti in CMA, qui trasformiamo le vostre idee in soluzioni di comunicazione e marketing. Nel nostro showroom trovate gadget, abbigliamento personalizzato e soluzioni tecnologiche per ogni azienda. Mi occupo di grafica e supporto tecnico, ogni particolare conta. Gestiamo la vostra presenza sui social. Realizziamo siti web e soluzioni digitali per far crescere il vostro business. Formazione continua e momenti di condivisione tra gli imprenditori. Qui nascono le migliori idee e nuove collaborazioni. Viviamo insieme nelle nostre aree relax, spazi dinamici con palestra, biliardo e ping pong. La vostra crescita è il nostro progetto. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno a tutti, nuova puntata di Buongiorno 131, mercoledì 26 agosto, si parlerà di tanti temi come al solito in questo caffè dello Sport Sardo. Oggi ci prendiamo una mezz'oretta, caro Luca Di Leonardo, per chiacchierare. Abbiamo anche l'aureola là dietro. Solo tu, in realtà solo tu, perché sei tu il santo che mi sopporta e quindi l'aureola l'hanno data solo a te. Dicevamo buongiorno al tecnico del suono di Luca Di Leonardo, come dice giustamente il nostro Roberto Pinna, che salutiamo, fosse solo il tecnico del suono, caro Roby, ma vabbè, tu già lo sai, ma buongiorno, una settimana di gioia, dice Pier Giorgio, Daniela, buongiorno ragazzi, ciao Luca, dice Angelo, saluta solo te nello specifico, perché evidentemente è un Di Leonarder di questa trasmissione. Lo vediamo il sottopancia per i nostri amici partner, che dici? Ci sta bene. Allora, diciamo Lucone, prima mezz'ora per noi, tutta per noi, ringraziamo Vincenzo Di Monte, il collega della Rai che ci ha bruciato all'ultimo momento, e lo salutiamo Ciao, caramente Vincenzo, che ritroveremo sicuramente nelle prossime settimane, ma va bene, questo era giusto per iniziare col sorriso, caro Lucone, questa puntata. Ieri abbiamo parlato di Torres e di Cagliari con Roberto e con Diablo. Oggi parleremo di Cagliari e anche del basket, del momento della basket isolano, della nuova stagione del basket isolano. Salutiamo anche Lorenzo Ficus di Cronache
di Casteddu. Roberto dice: raccontiamo una serie di storie su Vincenzo. Credo che non basterebbe una stagione di Buongiorno 131 per esaurire, una serie TV. per esaurire gli aneddoti sul mitico Vincenzo. Allora, parlavamo di Cagliari, entriamo subito, Luccone. Tema Cagliari, entro proprio a gamba tesa. Vai. Mercato, ultima settimana di mercato, caso Esposito. Esatto, che è ritornato in maniera pesante. Ecco, direi. come la vedi? Cosa ti aspetti? Mi aspetto che si trovi una soluzione il prima possibile, proprio per capire quale sarà anche la destinazione di Esposito e eventualmente chi arriverà, perché comunque ci sono tanti nomi, bisogna capire anche il ruolo, bisogna capire anche quale sarà l'evoluzione dopo questa vittoria di Parma del Cagliari, che darà sicuramente entusiasmo, però domenica arriva la prima della classe, perché mi pare che su questo non ci siano dubbi. Bisognerà capire se il Cagliari alla fine avrà qualche giocatore in più a disposizione. Tra l'altro ieri, primo allenamento ufficiale di Fadera, quindi bisognerà capire anche se avrà la possibilità lui di avere qualche minuto nella sfida contro l'Inter. Ci sono tanti nomi, l'ultimo nome è Riccardo Cervo, classe 2002, è un esterno, viene dal Sassuolo dove non ha mai giocato, perché lo scorso anno ha giocato a Cesena. È un giocatore interessante, bisognerà capire poi quale sarà eventualmente l'impatto anche in Serie A. È un esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, meglio a destra, però bisognerà anche capire che cosa comporterà un eventuale arrivo di un altro esterno, perché il dubbio è nel momento in cui esce Esposito, tu hai già comunque Daniel Maldini, che gioca praticamente nello stesso ruolo di Esposito, anche se hanno caratteristiche diverse. Sappiamo della situazione di 3P, bisognerà capire anche la condizione di Mattia Felici, perché sappiamo che è ritornato dall'infortunio, non è ancora al 100%, a Parma è entrato con tanta voglia, non ci sono dubbi sulla voglia di Felici. Bisogna capire poi effettivamente quale sarà la resa. Quindi ci sono tante situazioni, è ovvio che la base è lo sblocco della situazione di Esposito. Sì, assolutamente, è il tema di oggi fondamentalmente in casa Cagliari, perché sta per scadere tra l'altro anche il secondo certificato medico, e quindi credo che l'interesse di tutti sia quello di trovare una soluzione entro questi giorni. Un amico stamattina mi scriveva: ma tu sei così tanto sicuro che vada poi effettivamente al Sassuolo Sebastiano Esposito? Secondo quello che abbiamo ricostruito anche tra ieri e oggi, il Sassuolo ha accelerato tanto, l'idea di Cervo è di base legata a Esposito, ma eventualmente potrebbe anche essere slegata, un po' come era successo per Maldini con Gaetano, tanto per fare un esempio. Cervo, qualora dovesse arrivare, andrebbe appunto come hai detto già tu, a giocare a destra, lì davanti, dove comunque il Cagliari ha un buco, perché Palestra non è mai stato sostituito fondamentalmente, e quindi bisognerebbe poi capire se a quel punto Cervo diventerebbe un giocatore, come io credo, in grado di essere una risorsa a gara in corso, poi eventualmente anche anche in grado di giocare da titolare, ma principalmente io la vedo come un'alternativa, e a quel punto magari davvero il Cagliari andrebbe in quest'ultima settimana di mercato a prendere anche a destra il titolare. Si è parlato, no, di Majed, lo svedese di passaporto iracheno, dell'Hammarby, quindi in Serie A svedese, un giocatore molto da YouTube, mi viene da dire, nel senso che è un giocatore che piace, che ruba l'occhio perché è un driblomane di quelli interessanti. Come dicono quelli giovani che casa. Esatto, è un giocatore esterno destro ma di piede mancino, e siccome in questo momento il Cagliari vuole giocare, Pisacane vuole giocare in caso di 4-3-2-1 o 4-3-3 con gli esterni offensivi a piede invertito, quindi un destro a sinistra e un mancino a destra, è il giocatore che da quel punto di vista, insomma,
questo momento è stato individuato come potenziale obiettivo, però bisognerà poi capire effettivamente se ci sarà un'accelerazione o meno sul giocatore. Corrado ti chiede, da questa situazione chi esce peggio tra il Cagliari e l'Esposito? Tutti. Io l'ho scritto anche l'altro giorno, l'ho detto ieri e lo ribadisco oggi, cioè questa è una situazione, cioè se Esposito dovesse andare appunto a Sassuolo, è una situazione che è un tampone, capito? Una situazione tampone, cioè una soluzione tampone, è un qualcosa che necessariamente viene fatto per togliersi un problema nell'immediato. Il problema nell'immediato vuol dire avere il giocatore in rosa ancora, però, cioè in rosa all'interno del gruppo, quindi comunque al centro di allenamento. Lo strappo è irrecuperabile. Cioè, questo l'abbiamo capito. Lo strappo è irrecuperabile, si è andati troppo oltre anche a livello dialettico nelle scorse settimane, quindi non si torna più indietro su questo. È una situazione che ti permette di lanciare palla lunga e di procrastinare in qualche modo l'eventuale soluzione del problema. Cioè, intanto oggi non ci penso, poi vedremo, ne riparleremo da maggio in avanti. Con la speranza magari che Esposito a quel punto faccia un ottimo campionato con il Sassuolo e magari il Sassuolo lo riscatta anche a cifre alte, come verosimilmente saranno poi inserite all'interno del contratto. Però questo è. Quindi è una situazione che diventa una soluzione temporanea per tutti, perché chiaramente non c'è una soluzione definitiva. Io credo che l'agente del giocatore avesse in mente di trovare una big per Esposito. Ma evidentemente non è arrivata questa big. Ma non è arrivata questa big. Almeno, no, è evidente che non sia arrivata questa big, e quindi ora come ora va bene il Sassuolo. Va bene il Sassuolo perché comunque il Sassuolo garantisce evidentemente a Esposito lo stipendio più alto, c'è la cessione di Pinamonti, quindi un po' verosimilmente potrebbe anche appunto essere titolare, anche se poi va valutato, perché un attacco senza centravanti con solamente giocatori, quindi Berardi, fantasia, Esposito, e Lorientè, sì, Bovi insomma, in panchina. il tuo amico Bovi. Esatto. Ti amo, Pio Bovi. E quindi non lo so, cioè secondo me è una situazione che è diventata necessaria, no? Col passare del tempo. Cioè tu non potevi fare diversamente, perché non potevi fare diversamente, però non accontenta nessuno. Non accontenta nessuno, perché io non credo che, ripeto, che lui volesse giocare lì, insomma, però questo è. L'altra domanda di Corrado, sempre, che dice: Ciervo era il meglio che si potesse prendere dal Sassuolo. E allora il discorso è uno, cioè bisogna capire in questi casi, è un po' lo stesso discorso del Torino, no? Abuklal, Angiorin, Ilic e via dicendo. Ilic che tra l'altro sta andando, non mi ricordo se ha già firmato a Lecce. A Lecce, apro e chiudo, costa 1 a Fanta 131, quindi ci ho pensato ieri, ci ho pensato, poi alla fine ho cambiato e ho preso Cissé, Milan, che è salito nel frattempo. Sai che ho preso Cissé e Rabiot, tutte e due insieme. Doppio Milan? Sì, mi sembra. Non mi ricordo, comunque ho cambiato, perché ho fatto, tra l'altro, fate mercato. Infatti adesso stavo cercando anche. Fate mercato. No, quindi sul discorso Cervo, il meglio che si potesse prendere, probabilmente è il giocatore tra quelli che il Sassuolo ha proposto,
quello che era più utile alla causa rossoblù. E poi è chiaro, lo leggevo anche dall'amico Giuseppe Boi, che dice: ma tu stai dando via, come si dice, Esposito alla e diretta prendi, concorrente? a parte quello, e poi prendi un giocatore comunque non dello stesso livello, perché tu stai dando via un top, uno dei tuoi leader, quelli che era stato definito come tale durante la come si chiama, la prestagione, diciamo così, e lo stai dando a una più o meno concorrente per la salvezza, e stai prendendo un giocatore che è vero che l'anno scorso ha fatto molto bene, stiamo vedendo le immagini della presentazione dell'anno scorso a Cesena, campionato da titolare, le ha giocate tutte, 5 gol e 4 assist, giocando a destra, ma è un giocatore che è in grado anche di rientrare sul sinistro. Insomma, è un giocatore di potenziale, anche se comunque va per i 25 anni, perché ne ha 24 adesso, del 2002, è coetaneo di Esposito, ha 11 presenze in Serie A, di cui 10 con la Samp in una stagione disgraziata. Ripeto, tra quelli che offriva il Sassuolo, evidentemente è stato quello ritenuto più adatto per le necessità e per le esigenze del Cagliari. È chiaro che non è che dai Esposito e ti prendi Lorientè, cioè, ma non ti serve, perché a sinistra non li rende. no, ma in generale dico, certo. Quindi bisogna anche entrare un po' in quella che è l'ottica di questa sessione di mercato. Non so, è chiaro che io di queste ultime mosse di mercato, devo essere sincero, non ho capito troppo alcune logiche. Cioè, se capisco il Prati che va via in prestito, dovrebbe essere con obbligo. Inizialmente c'era stato detto con diritto, ma credo che poi l'accelerata per il trasferimento al Racing Santander sia arrivata con l'inserimento dell'obbligo di riscatto. Non ho capito sinceramente la scelta di Di Paolo, il fatto che sia cambiata la situazione in pochissimo tempo, perché a sabato sera Di Paolo andava via in prestito secco e ora invece va via col prestito con diritto, e quindi con la possibilità che l'Avellino lo possa anche riscattare eventualmente a fine stagione, ed è strana come cosa. E poi sul discorso che dice Mariotto, diamo via i nostri per valorizzare un giocatore non tuo, ma qua siamo su un altro piano, esatto, caro questo Mario. è un altro livello. Siamo su un altro piano, perché qui hai un problema che necessariamente devi risolvere, che vuol dire toglierti dai piedi Esposito, detto in maniera brutale. Però è così. Devi toglierti, cioè voi immaginatevi la scena di il Cagliari che magari non c'è Esposito, perde un paio di partite, magari Esposito te lo ritrovi lì che si allena col Ghigno perché lui è fuori, capito? Cioè, che sarebbe anche un giocatore secondo me in grado di fare una cosa del genere, cioè adesso a battere le battute, però il Cagliari non voleva correre il rischio di avere in rosa un giocatore separato in casa in queste modalità, cioè dopo quello che è successo, ripeto, non c'era un'alternativa. Non si poteva tornare indietro, oramai, non si poteva tornare indietro, è andata così e pazienza. Perché tra l'altro ci sono tantissime domande relative al fatto, ma non si poteva dare Esposito al Sassuolo senza avere contropartite, in prestito secco e via. Ma cosa risolvi? Almeno qui, comunque, nel caso, qualora arrivasse comunque Cervo, hai un giocatore che potenzialmente è utile alla causa Cagliari, perché non è un giocatore messo lì a caso. Poi magari non si capiscono le dinamiche, è un giocatore che, tra virgolette, è sbucato negli ultimi giorni. Però, alla fine, qual è il problema? Il problema è che la questione Esposito non hai più alternative, la dovevi risolvere.
Evidentemente non c'era la fila, perché comunque... No, magari la fila c'era pure, però non alle condizioni che volevi tu. Ok. E O quindi- anche alle condizioni che voleva lui. Intendiamoci. Però alla fine sta andando a Sassuolo, non è che ci sia... Che Sta andando a Sassuolo perché sia credo che, appunto, un da quello che entusiasmo. sappiamo, Sassuolo gli alza lo stipendio. Quindi... Ok, infatti era l'altra domanda, era sul discorso relativo all'ingaggio, se percepiva lo stesso ingaggio che avrebbe percepito a Cagliari fondamentalmente, quindi tu mi confermi che probabilmente sarà diverso. L'idea è quella. L'idea è quella. Ok, infatti, eccola qui l'altra domanda. Poi, Marco che dice, il caro Esposito, unitamente al suo erudito procuratore, si è fatto terra bruciata. Sicuramente stupisce il fatto che perché allora di Giuffredi si può dire tutto il contrario di tutto, che sia un procuratore ruvido, possiamo dire così, per utilizzare un eufemismo, che è un procuratore che non si è mai messo problemi ad andare contro i presidenti, a sparare contro De Laurentiis e tanti altri in passato. È un procuratore scomodo sotto tutti i punti di vista, però stupisce il fatto che a sto giro gli sia rimasta in canna la pallottola, come si suol dire, perché evidentemente o aveva sopravvalutato o sottovalutato la situazione, cioè dipende un po' da come la si voglia vedere, perché probabilmente si aspettava un risultato diverso dopo lo strappo, però io credo che il fatto che la situazione si sia incancrenita così tanto, che si sia arrivati a parlare di estorsione, cioè sono stati usati termini sia da una parte che dall'altra molto molto pesanti, e secondo me tutto questo poi alla fine anche a livello di gestione mediatica del tutto non ha fatto gli interessi di nessuno. Anzi, cioè ha complicato ulteriormente la situazione, perché cioè, mettiti nei panni della Fiorentina, faccio un esempio, dico un club a caso, Fiorentina di turno o dell'Atalanta di turno, ok? Atalanta che comunque con Giuffredi e il Cagliari ha fatto Gaetano d'estate, quindi ricordo che anche l'Atalanta era stata inserita all'inizio nel novero delle squadre interessate a Sebastiano Esposito. Però, come si dice, cosa ne sai che poi una situazione del genere non ti scappa di mano? Cioè, un giocatore che fa cioè che ha un comportamento del genere, c'è anche da dire che ha cambiato come squadra lo ogni gestisci? anno, Come lo non è una gestisci? novità. Cioè, rischi di metterti una patata bollente nello spogliatoio. poi va detta una roba, che comunque per il primo anno Esposito ha rigato dritto, cioè a Cagliari io non ricordo fino a quest'estate qualcosa fuori, un comportamento fuori dalle righe, cioè Corrado dice: Esposito si è rovinato la carriera a causa del procuratore, ma lui stesso non è stato furbo. Ma io non penso che si sia rovinato la carriera. Bisogna capire quale sarà lo step, perché magari se effettivamente andrà al Sassuolo, perché noi... dicono che non c'è audio. Ah no. Non abbiamo toccato niente, non guardate Luca Di Leonardo, è innocente. Come non ci no, dice che è risolto. Ok, non abbiamo fatto è niente. Innocente, per una volta è innocente. Esatto, per una volta non c'entro niente. Dicevo, il discorso bisogna anche capire poi quale sarà. Se Esposito dovesse andare realmente al Sassuolo... No, sono cariche anche i microfoni. Tutto carico tutto. Tutto a posto. Ogni giorno ricarico tutto. Al di là di questo, il discorso è Sassuolo. Sassuolo lui potrebbe comunque far bene. E quindi a quel punto potrebbe il Sassuolo magari riscattarlo, anche perché ha venduto comunque Pinamonti praticamente. Bisogna capire anche quale sarà la situazione. Insomma, il Sassuolo certi investimenti li può fare. Probabilmente, sai, al 26 di agosto... l'avevamo detto tempo fa, già ai tempi del ritiro, bisognerà capire quando Esposito uscirà a un certo prezzo. Il Cagliari non lo voleva dare in prestito, però al 26 agosto
È un po' anche quello che ha fatto il Cagliari. Quanti giocatori ha preso il Cagliari negli ultimi giorni di mercato a condizioni completamente diverse rispetto all'inizio? Mi viene da pensare Gaetano, mi viene da pensare lo stesso Folorunso, mi viene da pensare anche allo stesso Caprile, che comunque, anche se poi era arrivato a gennaio, cioè cambiano un po' gli scenari rispetto a inizio stagione, inizio del mercato. Ecco, un Esposito, quando era successo il caos, si diceva ci sono 1000 squadre che vorranno Esposito, occhio che c'è il 40% sulla rivendita, poi effettivamente magari sono seduti a tavolino, ne hanno parlato, ma poi effettivamente non ci sono state vere offerte. E il 26 agosto, ad oggi, la squadra più avanti è il Sassuolo, occhio anche al Torino. Ti provoco, provoco anche chi ci sta guardando, no? Vi faccio una domanda. Ipotizziamo che in ritiro non succedesse nulla. Ok? Sì. Non succedeva nulla. Non succedeva nulla e quindi Esposito restava un giocatore a disposizione del Cagliari. Aggiungo, faceva un bel precampionato, trovava l'accordo con il Cagliari per il rinnovo. Ok? Sì. Domanda. Secondo te lo avrebbero comunque tentato di vendere, cioè avrebbero tentato comunque di venderlo a fine estate o comunque a fine mercato, come è successo l'anno scorso con Piccoli? Avrebbe avuto comunque mercato anche senza questo strappo, oppure la situazione sarebbe stata questa, cioè di un giocatore che comunque mercato non avrebbe avuto anche in una situazione tutto sommato idilliaca? Beh, lo strappo ha sicuramente cambiato un po' la situazione, perché comunque di richieste per Esposito, insomma, non è un campione, ma comunque è un giocatore di talento. Quindi, secondo me, quello che è successo a Cagliari, in un ambiente come Cagliari, perché è un ambiente abbastanza tranquillo e sereno da un certo punto di vista, probabilmente qualche squadra ci ha ripensato. Però non escludo che in caso di rinnovo, quindi adeguamento del contratto, è già successo se ti arriva l'offerta giusta, il giocatore viene venduto, un po' come è successo con Piccoli. Quindi magari se ti arriva, ma se l'offerta non ti arriva, cioè la domanda è questa, cioè sarebbe arrivata l'offerta secondo te? A quel prezzo forse no. Ecco, a quel prezzo forse no. Secondo me era, ma vabbè, poi ritorniamo sempre sul tuo discorso anche con Gaetano. Poi, mi hai risposto. Secondo me no, poi magari sarebbe arrivato, però secondo me no. Mi valeva. Cioè io volevo portarti esattamente in quel punto, sì. Cioè capire se secondo te, senza tutto questo casino che è successo quest'estate, il giocatore sarebbe stato ceduto, e B, se fosse arrivata un'offerta con le cifre chieste dal Cagliari l'anno scorso per Piccoli, perché si stava parlando di questo. Io vi ricordo quando Giulini parla alla Gazzetta a fine stagione, dice Esposito vale quanto Piccoli, ok? Ecco. Però ti faccio allora un'altra domanda: in quante squadre avrebbero offerto quella cifra per Piccoli? Quante squadre avrebbero offerto? No, beh, le squadre che hanno offerto la cifra per Piccoli era la Fiorentina, che in quel momento aveva necessità di un attaccante. A quelle cifre le ha spese perché ce le aveva e quindi le ha spese, capito? Cioè serviva, era una necessità in quel momento Piccoli. Hai beccato una situazione particolare. Io non so se quest'anno sarebbe successo lo stesso anche con Esposito. No? Anche con Esposito, onestamente. Non lo so, cioè io ripeto, non ho la certezza. Non ho la certezza di questo. Lei dice, secondo me sarebbe stato un affare alla Gaetano. Ma alla Gaetano quindi con una... in cui tu rinunci di fatto, no? A una parte della cifra. Anche perché se tu spari 20 milioni e lo vendi a 12... Infatti, dove sta l'affare? Allora a quel punto te lo tieni, no? Assolutamente, ma infatti, cioè, ripeto, secondo me per Esposito non sarebbe arrivata a quelle cifre, ma poi è successo, vabbè, ovviamente il caos ha cambiato tutto, ma in generale Esposito comunque non è un giocatore, dici vabbè, lui è di talento, non è un Fazzini,
che è molto più tranquillo a livello caratteriale. Esposito l'abbiamo visto, insomma, sono state delle situazioni, non è successo niente di eclatante, ma durante l'anno ci sono stati comunque dei passaggi dove magari non ha giocato. Mi viene a pensare Verona Cagliari, dove non era nemmeno entrato, stava per entrare, ero lì presente e non l'aveva presa bene. Altre situazioni dove magari mancava un passaggio e andava comunque a sbuffare nei confronti magari dei compagni. Cioè, Sebastiano Esposito è sicuramente un giocatore di talento, non più giovanissimo, ma anche un bel caratterino, quindi una squadra magari ci pensa un po'. È ovvio che dopo quel caos che c'è a Cagliari, insomma, sono rimaste poche le squadre di Como, soprattutto nessuno fa quell'offerta, assolutamente. Cioè, il discorso è quello, capito? Il discorso è un po' quello, cioè, ripeto, io non ho la certezza, sinceramente, che comunque sarebbe arrivata un'offerta di quelle cifre. Poi ricordiamoci una cosa, che il famoso 40% è sulla plusvalenza, esatto, quindi su ogni euro che parte dai 4 milioni in su. Ok, quindi bisogna ricordare anche questo. E che comunque è una spada di Damocle non da poco, anche in questa situazione, perché comunque si è preferito, secondo me, io non ho la certezza da questo punto di vista, ma secondo me il club ha preferito una situazione, una soluzione tampone, come dicevamo prima, anche per non pregiudicare in qualche modo la possibilità più avanti di avere un introito più alto, perché poi comunque più è alto l'introito per il Cagliari, più sale cioè più è alta la cifra di questo 40%, però comunque resta sempre più alto il Cagliari, cioè quello che guadagna il Cagliari, voglio dire, no? Certo. Perché poi solitamente ci si sofferma sul fatto che ci sia questo 40%, senza dimenticare che c'è l'altro 60% però, che è comunque più del 40%, ok? Quindi più è alto il 100%, più è alto il 40%, ma più è alto anche il 60%, ecco, certo. Giusto per dire. E quindi secondo me si butta palla lunga, si vede, perché magari cederlo ora, svenderlo adesso, alla fine adesso lo svendo, certo, diventa un problema da quel punto di vista. Comunque possiamo anche chiudere in questo momento il discorso relativo a Sebastiano Esposito. Parlato, si può dire. Sì, direi che ne abbiamo parlato in abbondanza, proprio in totale abbondanza. Vedo che è collegato Nando, però credo che abbia qualche problema, sì. Perché vedo che un po'. Allora, io vado avanti anche con i messaggi, sì. Così rispondiamo anche. Bravo. Perché comunque Stefano dice, secondo me il prezzo comunque non sarebbe stato più di 15. Ci può stare, perché comunque è anche vero che quello che ha fatto l'anno scorso Piccoli comunque era arrivato a doppia cifra. Parliamo di un mercato attaccanti, perché poi anche Sebastiano Esposito bisogna capire, è un attaccante, non è un centrocampista, non è un attaccante, è un trequartista seconda punta, quindi non è un bomber, quindi magari non arriva ai 10 gol, però è un giocatore che almeno tecnicamente sicuramente è più valido di Piccoli. Però il mercato degli attaccanti delle prime punte è sicuramente diverso rispetto al mercato dei trequartisti, su questo sono assolutamente d'accordo. Poi Gianluca dice Esposito, Maldini tutta la vita, ecco, poi c'è anche quest'altro discorso, in attesa magari che Nando si colleghi, a te piace più Maldini o più Esposito? Detto che Maldini deve ancora dimostrare tutto a Cagliari, ovviamente, però ha uno storico Maldini, qualche partita l'hai visto. Secondo te, chi preferiresti dei due? Dovendo scegliere, chi butteresti dalla torre? È una domanda molto, molto complessa, a cui dare una risposta. A me Maldini piace, e poi comunque Esposito ha questa annata, cioè questo finale, questa macchia anche nei nostri confronti, e quindi non riesco a farmelo essere simpatico, mi dispiace, quindi dico sempre Maldini.
Però dico anche che Esposito doveva e poteva fare di più, onestamente. Doveva e poteva fare di più. Sono due giocatori che comunque non sono mai esplosi. Cagliari era il palcoscenico giusto per far esplodere Esposito e comunque ha fatto meglio rispetto al passato. Certo. Questa poteva essere la stagione della sua consacrazione, e però poi alla fine, per ovvi motivi, non lo è stata. Per rispondere alla domanda di Stefano, senza il caso Esposito, Maldini sarebbe comunque arrivato? Ti dico di sì, perché l'idea della società era quella di farli arrivare tutti e due. E volevano giocare con entrambi. Quindi questo è. Però questo è un po' il discorso generale. Nel frattempo Nando non riesce a connettersi, ma aspettiamo un altro po'. Sì, sì. Però sarebbe stata una bella coppia, posso dire? Maldini Esposito a supporto della prima punta. Puoi dirlo. Probabilmente ci sarebbe stata tanta qualità, bisogna a quel punto, ma parliamo di Fanta Cagliari, mettiamolo così perché tanto non succederà questo, però vedere loro due insieme, insomma, a quel punto puoi giocarti anche il discorso relativo a una prima punta, delle caratteristiche di Mendy, delle caratteristiche di Borrelli, delle caratteristiche di Kevin Carlos, però non sarebbe arrivato Fazzini, perché io non posso immaginare un Cagliari con Fazzini, Maldini e Esposito. Secondo me sì, tutti e tre invece. Secondo me sì. Fazzini era già arrivato. Fazzini è il primo che è arrivato. Sì, è vero. Quindi... Però, allora, tu dici Fazzini che sarebbe arrivato che è comunque con arrivato. Maldini. Bisogna sempre vedere poi come... Mi sgancio un secondo. Vai, ci sono io, assolutamente. Allora, diceva Nicola, l'anno in cui Maldini ha giocato in una squadra della stessa fascia del Cagliari aveva fatto 7 gol, è vero? L'anno migliore che ha fatto Maldini, appunto, con il Monza, in un ambiente tranquillo, in un ambiente che ti lascia lavorare, sicuramente. 12, non a questo. Quindi, anche perché, parliamoci chiaramente, peggio di quello che ha fatto con la Lazio e con l'Atalanta non può fare, assolutamente. Chiedo Detto scusa, che però, cioè, con la grazie. Lazio ha vissuto anche un mezzo anno con Sarri che l'ha fatto giocare come punta centrale, come falso 9, con il pubblico della Lazio, insomma, che era in perenne contestazione. Non è semplicissimo, anche per un giocatore come Maldini, che magari caratterialmente ha anche la necessità di essere coccolato. Quindi alla Lazio probabilmente non ha trovato l'ambiente giusto e magari tantomeno all'Atalanta. Quindi sono d'accordo che sul fatto che Maldini a Cagliari possa fare meglio, io mi auguro che possa fare bene, perché è ovvio che è un giocatore che se trova il giusto ambiente, se trova anche le giuste motivazioni, viene anche stuzzicato. Questa è una cosa che ci ha detto anche il mister, dicendo tra le varie caratteristiche di Maldini, è un giocatore che se si accende può fare la differenza. Bisogna capire la continuità nell'accendersi, la continuità nell'accensione di questo giocatore. Questo è il mio unico dubbio, lo sai, l'ho detto più volte. Vedremo chiaramente cosa dirà anche da quel punto di vista la stagione. Però insomma, sì, la macchina non si confronti guarda direttamente a 131 per qualcosa che è successo in ritiro, ma non entro nello specifico perché non dovete sapere proprio tutto, ecco, diciamo così, però sì, comunque sì, nei nostri confronti, nostri nello specifico. Nando si sta per collegare solo in audio, te lo dico già, okay. Così insomma. Certo. Poi alla fine siamo un po' più tranquilli da quel punto di vista. Vedi, Davide dice, vabbè, Maldini ha anche una sponsorizzazione diversa rispetto a Esposito, era facile che arrivasse in nazionale. Mentre Gianluca dice, se a Maldini gli viene imparata la gara cagliaritana... No, poi dice insegnata dopo. Sì. Insegnata la gara cagliaritana, allora farà il salto definitivo. Ma non so se sarà salto definitivo, però sicuramente... farà quello step necessario per dire che è un giocatore che può giocare assolutamente in Serie A ed è un giocatore che può fare la differenza. Però io lo voglio vedere per più partite, non mi basta averlo visto. Ma questo è evidente, però ti dico, io comunque ho visto dei numeri
molto molto interessante, cioè quella come si coordina e come tira in neanche mezzo metro contro il Parma è una roba che non ho visto da tanti. Allora, vediamo un po' se abbiamo Nando. Nando, ci senti? Vi sento benissimo. E vi Molto vedo. molto bene. Guarda che sta uscendo da qui però. Sì, ho notato. Vai da qua. Aspetta Nando, audio. Vai qui. Ecco. Metti la cassa. Che non la vede. Ah, forse si è scollegata. Benissimo. Molto bene. Vabbè, non c'è problema. Allora, Nando, intanto bentornato. Qualche piccolo problema tecnico oggi. Non siamo fortunati. Tra l'altro, vi spiego perché mi sono allontanato. Dovevo ritirare un pacco per me. Io avevo dato come orario 12-18. Mi raccomando, non dalle 9 alle 12, sono arrivati alle 10:40. Giusto anche per spiegare un po' la giornata di oggi, che, insomma, continua a essere un po' così. Comunque, allora, Nando, parliamo di pallacanestro. Intanto come stai? Sto bene, grazie. Sto bene, sì. È stata un'estate un po' tormentata, però siamo qui. Appunto. L'importante è che ora stia bene. Ti abbiamo chiamato ovviamente per fare un po' la panoramica su quella che è la stagione della nuova pallacanestro sarda. Abbiamo avuto qualche giorno fa come ospite Paolo Citrini, direttore sportivo della Dinamo, che ci ha raccontato un po' anche quella che è stata insomma, l'inizio della stagione anche in casa bianco-blu. Ti chiedo un po' anche di commentare questa rinascita in qualche modo della squadra presieduta da Stefano Sardara. Una Dinamo dalle 1000 vite. All'indomani della retrocessione, una retrocessione molto dolorosa, sembrava addirittura ci fosse un disimpegno di Stefano Sardara al quale io non ho mai creduto, francamente. Invece è ripartita dalla 2 dopo 16 anni, una retrocessione dolorosa perché la Dinamo a poche giornate alla fine aveva un vantaggio di 6-8 punti sulla salvezza ed è riuscita con 13 sconfitte consecutive a buttare tutto nel Watercloak. Bella, questa è bella. Questa è molto bella. E adesso riparte con entusiasmo, un campionato difficile che però ha una formula che piace, nel senso che la prima è promossa, quindi la prima è promossa, quindi viene premiata alla regular season e poi altre 8 squadre lottano per un playoff, nel playoff per una seconda postazione. Io vi dico, e non è così per addolcire la pillola, che ogni tanto forse un tuffo in purgatorio non fa male, cioè Sassari ha bisogno di motivazioni, le ritrova, cioè fare un altro anno in A1 come gli ultimi 3, 4, 5 campionati senza fare i playoff, senza fare Final 8, lottando nella terra di nessuno perché poi non aveva mai rischiato di retrocedere, comunque può ridare entusiasmo, slancio. Il primo segnale è incoraggiante perché la squadra è competitiva, è molto sarda, pare che sia sardo anche di origine il playmaker canadese, nel senso che questa già è una notizia clamorosa, Nando. Cioè, io penso adesso la cosa verrà chiarita quando lui arriverà a Sassari, non è ancora arrivato, credo, perché sta facendo col Canada le qualificazioni mondiali. Però il nonno, che è canadese, ha vissuto in Sardegna dove pare sia nata la madre, probabilmente o era un militare della NATO o non so, comunque è clamoroso. Poi c'è il ritorno di Jeff Brooks, di Monaldi, questa bella scommessa su Luca Vitali, un giovane coach emergente, uno che il coach era anche quando giocava playmaker in nazionale. Quindi è ripartita e questo è importante. Poi nello sport bisogna anche accettare le sconfitte, le retrocessioni, l'importante è cadere bene e via, anche se va detto che in A2, come anche tu stesso Francesco hai più volte sottolineato, ci sono squadre che sono lì da anni, come prima fra tutte la Fortitudo Bologna, che anni, Pesaro, ci sono Cantucci rimasta per tanti anni, non è facile tornare lassù, ecco. Però la Dinamo è lì, è pronta a giocarsela. Sì, e tra l'altro stiamo vedendo adesso alle nostre spalle uno dei nuovi arrivati, ovvero Michele Vitali, fratello del coach di coach Luca, anche lui un ex, perché aveva già giocato
nell'ultima Dinamo vincente, quella che aveva vinto Supercoppa ed Eurocup. Esatto. Lui, Jeff Brooks, tra gli eroi del triplete, è il nuovo capitano di questa Dinamo. Diego Monaldi, esatto, l'altro giocatore. Cioè, tre giocatori esperti che sanno già cosa vuol dire essere a Sassari, vestire la canotta della Dinamo. Anche dalle parole di Paolo Citrini, ma pure quelle di Francesco Sardara nella conferenza stampa di presentazione di fatto della nuova stagione, sono emersi un po' questi valori, no? Cioè bisogna far capire anche a chi arriva cosa trova e quanto vale la Dinamo e quanto pesa anche la canotta della Dinamo. E quindi si sono affidati a dei giocatori che già conoscevano l'ambiente. Ti hanno convinto queste scelte? Sì, insomma, soprattutto quella di Jeff Brooks. Jeff Brooks nell'anno del triplete era stato il collante di una squadra di svitati, una squadra di gente matta come cavalli, da Jerome Dyson, da Logan, Raheem Sanders, ecco, in una squadra così di gente dall'immenso talento, ma anche da un genio che talvolta tracimava. Recentemente Jack De Vecchi l'ha raccontato nel podcast del nostro amico Giampaolo Gaias. Lui ha passato l'anno a dividere giocatori che si menavano nello spogliatoio, insomma. Quindi succede in tutte le migliori famiglie, per carità, però non era stato un anno facile. Quindi Jeff Brooks però era stato un giocatore decisivo proprio come collante. Adesso ha anche 10 anni di più, credo che sia dell'89, quindi insomma compirà 38 anni, non è cosa, ma è un ragazzo che ha il fisico ancora di un ventenne, quindi quella secondo me è stata la mossa più azzeccata, ridargli anche la qualifica di capitano in un contesto nel quale la sua sola presenza in campo può sollecitare, risvegliare l'entusiasmo dei tifosi che si stanno abbonando alla Dinamo. Poi va detto anche questo, uno dei primi gravi danni della retrocessione che ti molla la metà degli abbonati, invece a parità di costo, però ci sono 3-4 partite in più perché la 2 ha 22 squadre, però insomma e poi comunque stiamo parlando di un livello più che dignitoso. Il problema è che ci sono, è anche un basket nuovo, no? Come voi sapete, sì. In A2 si possono tesserare 2 americani, non importa se siano comunitari, extracomunitari o i cosiddetti Cotonou, però siamo fatto con 2 americani anziché 6, ci sono tanti giovani italiani, tanti ragazzi italiani, tra cui quel Pisano che anche lui è tornato ed è un ragazzo che ha fatto i suoi giri nella penisola ed è un ragazzo, molti mi hanno detto ricorda Marco Spissu, speriamo che sia così, però glielo auguriamo, speriamo davvero che sia così. Nel frattempo, Nando, ti blocco un secondo perché diamo la notizia di cronaca, perché ci avvisa il nostro Matteo Porcu che è ufficiale il passaggio di Matteo Prati al Racing Santander, prestito con diritto, poi alla fine è stato chiuso con prestito con diritto, quindi all'inizio, cioè quello che era stata l'informazione che c'era stata detta all'inizio, poi eventualmente, evidentemente è stata quella poi la strada percorsa, quindi non l'obbligo, come invece ieri sembrava potesse essere la soluzione definitiva. Passiamo all'Esperia, Nando, se sei d'accordo, perché tra l'altro, insomma, oggi abbiamo provato anche ad avere Federico Manca, il coach dell'Esperia, qui come nostro ospite, però poi alla fine allenamento anche di mattina e quindi niente, Federico non ce la fa, ma abbiamo concordato di averlo con noi nelle prossime settimane, quindi convocato ovviamente anche Nando Mura, ci mancherebbe, su questo non ci sono dubbi. Nando, da dove partiamo? Dalle conferme o dai nuovi acquisti in casa Esperia?
Beh, è stata fatta un'autentica rivoluzione. Del vecchio quintetto rimane solo Alessandro Potì per precisa richiesta del coach Federico Manca, a cui piace molto, e piace molto anche a me questo giocatore solido che fa canestro, che sa stare in campo, quindi è l'ala piccola tiratrice, avere un'ala piccola l'ala piccola deve fare canestro, non è che gli puoi chiedere tante altre cose. E Potì è quel famoso autore della celebre canzone Samba Potì dei Santana, non so se la ricordate. E poi c'è tutto un via vai, nel senso che la coppia di guardia che era argentina è diventata sassarese. Sono andati via Frattoni e Giordano, due talenti pazzeschi, però uno era sempre infortunato e l'altro in B2 non ci faceva niente. Frattoni è un giocatore forse anche addirittura di A2, e sono arrivati Gallizzi e Luca Sanna, due ragazzi scuola Dinamo, talentuosi. Luca Sanna è un grande tiratore, più di Frattoni io credo, che però ha altre qualità. Eccolo qua Luca Sanna. E poi c'è stato cambiato anche il settore lunghi. Sono andati via Thiam, che ha pagato il fatto di essere troppo leggero per reggere il confronto sotto misura, che è sempre molto muscolare, e poi è arrivato De Gregori, che non è il cantante, ma è purtroppo sarebbe stato bello vederlo nello sfogliatoio prima della partita. Esatto. Poi Carta, un ragazzo Carta, che arriva dalla Serie B nazionale anche lui, però non ha nessun legame con la Sardegna. Non è stato. Sì, no, lui dice forse mio nonno, ma io fino a pochi mesi fa, cioè io non me lo chiedete, eccolo qua. E quindi è andato via anche Morgillo. Questa quindi è la squadra. Poi sono stati confermati, è stato confermato tutto quel gruppo. Manca ancora la conferma di Riccardo Picciao, però dovrebbe arrivare, e sono stati inseriti definitivamente due giovani, uno già in squadra come Pili e l'altro che è Corsi, Jacopo Corsi, detto Billo, tra l'altro due genitori cestisti, Claudio Corsi e Valeria Pice, che i meno giovani ricorderanno, ma insomma. E quindi è una squadra che è fatta, però manca la ciliegina, nel senso che l'Esperia può tesserare uno straniero, un cosiddetto passaportato, cioè uno che non è nato in Italia, ma ha il passaporto perché è italiano, perché i genitori o perché ha vissuto qui tutte le categorie giovanili. Solitamente i passaportati non sono americani, ma sono o slavi o sudamericani, soprattutto, anzi quasi sempre argentini, quindi potrebbe arrivare. Però come proprio ieri Federico Manca mi diceva che non hanno fretta di tesserarlo. Vediamo un po' cosa succede nella mente nei primi test, e poi cerchiamo di capire se c'è un buco nella squadra, e quindi non posso neanche dirti se prenderemo un'ala, una pivot, un tiratore, una guardia, insomma. Ecco, la squadra è completa. Il problema di questo campionato è che la conference è divisa in due division di 15 squadre ciascuna, quindi sono 30, e ne sale solo una. E quest'anno c'è anche l'incognita di questo girone nord, che ha 4-5 squadre di Varese, 2 o 3 di Milano, poi siamo nella zona di Novara, Casale Monferrato, Alessandria. Ecco, sono campi sicuramente meno caldi di quelli del sud, tipo Avellino o Reggio Calabria o Brindisi, però sono campi dove c'è gente molto brava a giocare, a metterla nel canestro. Esatto. Restiamo, Nando, in Serie B interregionale, andiamo al nord, andiamo in casa Sennori. Stesso ragionamento, che tipo di stagione sarà secondo te? Io credo migliore di quella dell'anno scorso. La Sennori ha capito che può recitare un ruolo importante, perché ha gli strumenti, quindi ha fatto un buon mercato. Ha perso Luca Sanna, che era un ragazzo che garantiva 20-25 punti a partita.
ha attinto sia dal mercato sardo, orientandosi verso quei giovani della Dinamo che non trovano spazio, ma ha acquistato anche dei giocatori dalla penisola. È il primo anno senza Ubalek, che è stato l'uomo immagine di Senneri, perché 3 anni fa aveva stravinto il campionato grazie ai suoi trentelli, era stato decisivo anche, è stato decisivo anche in Serie A, però è dell'80, quindi stiamo andando verso i 47 anni, e un po' di fiatone l'aveva, per cui è stato sostituito, non era facile, però c'è molta più energia, e poi insomma è sempre un fatto piacevole, il derby, la lotta a distanza, insomma, la Sardegna ha 7 squadre insieme, poi parleremo anche della 2 femminile. La Sardegna ha 7 squadre nei campionati nazionali. 3 anni fa, 3-4 anni fa, c'era solo la Dinamo e San Salvatore Serardius di A2 femminile. Adesso c'è 4 squadre in A2. È sparita la Dinamo Woman, questo va detto. Non è stato un esperimento a lieto fine, però ci sono 2 squadre in B2 tutte abbastanza ambiziose, ci sono 4 squadre. La Sardegna è la regione italiana che ha il maggior numero di squadre in A2 femminile, 4. Quindi anche questo è un dato che va registrato. E quindi anche Sennori rientra in questa onda che sì, prendiamo atto della retrocessione della Dinamo, però c'è movimento, c'è fermento, c'è via di giocatori, c'è interesse sui media, insomma questo è importante alla vigilia di una stagione che potrebbe essere interessante, perché la Dinamo potrebbe tornare in A1, perché chissà l'Esperia cosa potrà fare, perché le squadre di A2 femminile possono, tutte e 4 in teoria, almeno 2-3 di loro possono lottare per il playoff, quindi tra 9 mesi potremo vedere il parto, che potrebbe essere anche bello, 2, 3, 4 bambini che hanno trascorso una stagione bella. Speriamo bene. 9 dicembre Esperia Olimpia Cagliari contro Pallacanestro Sennori, giusto per segnare anche sul calendario il derby di Serie B. Di Serie B interregionale. Nando, in generale, perché tu sul tuo blog hai scritto Sardi d'Italia, no? Cioè di fatto hai fatto anche una panoramica sui giocatori sardi che giocano in giro. Che stagione ti aspetti dai vari Spissu, Grant e compagnia? Beh, Marco Spissu ha perso la maglia azzurra, non è stato convocato per la finestra, ma ha avuto una stagione molto tormentata a Saragozza. Probabilmente questo gli ha suggerito di fermarsi, di riposarsi, di passare un'estate tranquilla, però ha accettato ed è tornato in Italia, è andato a Napoli, che è una squadra molto ambiziosa. Le squadre delle grandi città o fanno il basket per vincerlo, o il calcio, no? Vedi il Napoli, oppure preferiscono non fare niente. Guarda Roma, fino all'anno scorso non aveva manco una squadra in A1. Adesso ne ha 2. Una vuole fare l'Eurolega, l'altra vuole fare la nascente NBA Europe, quindi anche Napoli ha chiesto di partecipare all'Eurolega del prossimo anno, quindi nell'Eurolega non ci si va per meriti, ci si va per iscrizione, come avviene. L'altro, che lo vediamo qui adesso, è il grande amico nostro Sasha Grant, insomma, l'ha chiamato Venezia, cioè la squadra che l'anno scorso ha fatto la finale scudetto, perdendola con Milano. Quindi insomma sono 2 ragazzi che hanno mercato, che hanno dei valori, che hanno delle qualità e via. Poi sai, la 1 con 6 stranieri per squadra è dura da affrontare, però insomma. E poi quella ragazzina che credo sia la figlia del nostro collega Olandi di Alghero, ma potrei sbagliare, ma la somiglianza col padre è corrispondente di Unione Videolina da tanti anni, e lei gioca in A1 nel Costa Masnaga, e la cosa bella è che lei ci è arrivata perché ha vinto il campionato, è una delle ragazze più promettenti della pallacanestro italiana.
Proprio sul discorso femminile, perché hai detto, no, la Sardegna è la patria in A2, la Sardegna più rappresentata, insomma, come... Facciamo un passaggio anche su questo, ovviamente. Sulla 2 femminile? Beh, Sì. insomma, ci sono delle realtà, per esempio, Serargius sta viaggiando verso le 15 stagioni consecutive in serie, 16 mi pare, in serie A2. Nelle ultime 6 stagioni ha sempre fatto i playoff, uscendo forse al primo turno, ma ha fatto i playoff. Il Cuscaglieri e la Virtus hanno fatto un bagno, vedi, tornando al discorso della Dinamo, dopo tanti anni di A2 sono retrocesse in B, probabilmente perché hanno sbagliato la stagione, il mercato, quello che vuoi. Però quel bagno in B ha fatto bene, perché tutte e due sono tornate. Il Cus da matricola si è salvato grazie ai play-out, ma avrebbe con una sola vittoria in più fatto i play-off, mentre anche la Virtus da matricola ha saputo conquistare un ruolo importante. Ecco, la pallacanestro femminile è un fenomeno che andrebbe studiato, perché ci sono dei dirigenti che investono. Lo stesso Stefano Sardar aveva puntato su quella A1, che però poi si era rivelata una cosa troppo grossa per una piazza come Sassari, per una società come la Dinamo. Però il basket femminile sardo da sempre ha dei bei risultati. E poi io contesto anche chi dice sì, però nella Virtus, ma nella Virtus non è che devono giocare solo le ragazze di Cagliari nate nel quartiere di Montemigli o nel Cuscaglieri devono giocare solo le ragazze nate a Cagliari ma nel quartiere di Saduchessa, cioè i Smirrioni. Questo via vai di ragazze che in tutta Europa o dagli Stati Uniti vengono a giocare a Cagliari e poi vanno via, ne arrivano altre, insomma. È bello vedere questo movimento di il basket, come tutti gli sport, sono ecumenici, appartengono a tutti, quindi non è che sì, certo, sarebbe bello che ogni anno nascesse a Olbia un Gigi Datome o a Sassari un Marco Spissu, ma non è possibile. D'altronde il Cagliari dello scudetto non era sardo neanche il massaggiatore, come diceva qualcuno. Appunto. Bisogna accettare, ed è anche bello secondo me vedere questo via vai di ragazze di 20 anni, 25 che vengono in Sardegna, che ripartono, vengono anche a studiare, insomma, e quindi però il fenomeno femminile di A2 a Cagliari in Sardegna è interessante, insomma. Poi è chiaro che la pallacanestro femminile non ha l'appeal che ha il basket maschile, però siamo sempre in presenza di squadre che storicamente, il CUS dal dopoguerra, la Virtus dalla fine del 1980, il San Salvatore la prima 2 l'ha fatta nel 94 mi pare, poi retrocesse, adesso però da 15-16 anni è in A2 e poi prendiamo atto che la Mercedes Alghero, che è salita in A1 una decina, quindicina d'anni fa, e ha un record che la Dinamo se l'ha comprato il titolo sportivo, il Cuscaglieri era stato ripescato, mentre la Mercedes Alghero ci è andata perché aveva vinto in maniera rocambolesca il campionato di A2. Nando, grazie ovviamente per questo primo collegamento. Grazie a voi. Ci risentiamo sicuramente nelle prossime settimane, magari già la settimana prossima, quindi tieniti pronto, va bene? Un abbraccio a te, a Luca. Un abbraccio forte. Ciao Nando, ciao, grazie. Eccoci qua. Allora, c'è un'altra domanda che volevo farti, perché ce ne sono varie. Nel frattempo ho visto un bel po' di commenti. Tra l'altro possiamo dire una cosa, c'è dubbio sulla formula del trasferimento di Prati, perché il Racing ha scritto opzione, il Cagliari ha scritto obbligo di riscatto, dovremmo essere riusciti a trovare la quadra, dovrebbe essere opzione che diventa obbligo fondamentalmente, così ci dice il Cagliari. Comunque vabbè, dovrebbe essere obbligo di riscatto condizionato chiaramente, quindi al verificarsi di determinate condizioni diventa obbligo. Questo è il discorso Prati che stiamo già vedendo alle nostre spalle, no? Non so se sia il presidente o il direttore sportivo comunque del Racing Santander, mentre appunto tiene la maglia bianco-verde e
con inserti neri, squadra storica era Santander, di quando eravamo giovani noi, di quando c'era Romario, Stoichkov, insomma, quei tempi lì. Vai, che domande ci sono ancora? Allora, ho visto adesso quella di Little Ball. Allora, dove vedi le L? Non lo so. Io lo vedo molto, lo vedo da lì in fondo, guarda. Comunque, una domanda per Liri Luca. Boy, cioè sono Liri Boy, vabbè. 4 I, non c'è mezza L, se non all'inizio. Con l'arrivo prossimo di Esposito a Sassuolo, che si fa al fantacalcio con Bovi? Torra Bovi! Bovi, io lo chiamo Bovi, ormai lo chiamerò Bovi per tutto l'anno. Chiamalo Bovi, ti devo dire. Visto che comunque l'ha comprato a titolo definitivo, io non penso che non giochi titolare, anche perché hanno dato via Pinamonti, quindi io ancora attenzione di più su Pinamonti prenderei. però, perché ci segnalano Che è saltato? che Erfaina, che è molto ben informato sulla questione Esposito, Pinamonti, aspetta, te lo metto qua sullo schermo. Abbiamo il tweets, eccolo qua. Il Sassuolo non sta... Aspetta, dove cavolo è? Cioè, il Sassuolo non sta dando il via libera per Pinamonti alla Lazio perché aspetta di chiudere per Sebastiano Esposito nuovi contatti in giornata tra il Sassuolo e l'attaccante del Cagliari per provare a sbloccare la situazione. Quindi... Dato che la Lazio insomma, ha un po' di problema. Sì, ma lo sbloccare... Sì, lascia perdere la Lazio. È questa la frase chiave, cioè provare a sbloccare la situazione tra Sassuolo e Cagliari. Ecco. Quindi bisogna sicuramente ancora aspettare. Bisognerà attendere. Però, ripeto, secondo me con Pinamonti fuori giocherà sicuramente Bov. Assolutamente. Io non ho ancora il nostro amico Bov. Da Bov è diventato Bov. Bovi, lui, ex Verona, che giocherà Chiron, sicuramente. chiamiamolo Chiron, vai. Altra domanda che facevano, discorso Mina. Sì, che si è tagliati i capelli. Completamente, sì. Ok. Rientrerà dal primo minuto contro l'Inter, secondo te? Io mi sono già esposto ieri e lo ribadisco anche oggi. Sì. Mina dal primo minuto, sì. E De Iola? Pure. E chi esce? Chi esce? Giocano a 3 dietro. O a 5, che dir si voglia. Quindi comunque De Iola, Mina, Rodriguez. Obert sinistra, Zé Pedro destra. Non so se Zé Pedro o Zappa a destra. Centrocampo... Mi stupirei se De Iola rimanesse fuori o se De Iola venisse spostato a centrocampo dopo che per 2 mesi e passa ha fatto solo il difensore centrale. Anche mi stupirei. Perché quei 3 a centrocampo, poi insomma... magari succede, però... Quei 3 a centrocampo è difficile da toglierli. Winks, Romano, Fazzini. Cosa fai? Metti De Iola a centrocampo... Cioè io, più che altro, secondo me, potrebbe essere la gara in cui magari non gioca Fazzini dall'inizio. E anche giochi con a dopo Winks e Romano più i 2 esterni e 2 punte, una punta e mezzo, Maldini Mendy, Maldini Borrelli. Maldini, anche Vincardo non te l'aspetti al primo minuto, vero? Non ci Guarda Gianluca news. Come dice che si pronuncia Bowie. Bowie. No, Bovi. Bov, anzi, direttamente Bov. Bove. Salutiamo. Giocatore della Roma, anche. Sì, al Watford, giocatore del Watford. Va bene. Sì. Altre domande c'hai? No, ce n'erano altre 1000 nel frattempo che avevamo perso, però voglio ricordare 2 cose importantissime, perché sennò altrimenti siamo anche in chiusura, sono le 11:15. La prima lo mettiamo in sovraimpressione, ovvero l'iscrizione a Fanta 131. Da ieri mattina è riaperto il mercato, sarà aperto fino a sabato, prima della consegna delle formazioni, perché ci saranno adesso, non mi ricordo se 1 o 2 anticipi, non ho ancora visto la giornata. Quindi iscrivetevi perché è gratuito, perché vi permette comunque ci sono già oltre 360 squadre, ovviamente legata a questo, se volete supportarci potete anche abbonarvi al canale YouTube, che vi darà la possibilità innanzitutto di avere l'ingresso all'interno del canale Telegram, quindi dove ci sono i vari topic Cagliari, topic Torres, topic Fantacalcio, insulti a Luca. Topi morti anche, c'è anche topi morti.
e poi vi dà la possibilità all'interno di Fanta 131 di avere sia dei mercati suppletivi, quindi comunque quando normalmente non si apre il mercato per chi è abbonato magari ha quell'opzione in più, e poi magari anche dei crediti aggiuntivi. Quindi ci sono vari vantaggi. È giusto che chi supporta il progetto 131 riguardante non solo il fantacalcio abbia comunque dei vantaggi, quindi rispondendo, perché ho visto che ci sono stati altri messaggi, semplicemente potete farlo anche a costo zero, vi fate la vostra squadra, ci saranno i mercati classici, quindi durante quando c'è la sosta, a fine settembre ci saranno 2 settimane di sosta, si riaprirà lì per fare un cosiddetto mercato di riparazione, magari ci sarà un altro mercato a novembre, un altro a febbraio, quindi come qualsiasi fantacalcio. Se invece volete abbonarvi avrete comunque delle possibilità in più, ed è giusto dare delle possibilità in più a chi comunque si abbona. Ricordiamo che l'abbonamento minimo, ovvero quello bronze, è 0,99 al mese, quindi meno di un caffè al mese. Semplicemente questo. Voglio rispondere ad Alessandro che mette un punto interessante sullo stadio. Dice: ti ho sentito dire a Saluto Rossoblu che appena parte il bando gli americani prendono la maggioranza. Io non credo, non c'è più il diritto di prelazione per il proponente per una sentenza. La sentenza europea vieta nel partenariato pubblico-privato il diritto di prelazione del proponente, quindi se vince il bando una società esterna sono dolori. Si parla di project financing, insomma. Sono 2 piani diversi, Alessandro. Provo a essere sintetico nello spiegare la situazione. Intanto un conto è prendere la maggioranza di un club e poi, come si dice, del Cagliari Calcio, che è un'entità a sé, e poi c'è il proponente, il soggetto proponente per il nuovo stadio, che è un ente a sé stante ancora, in cui c'è dentro il Cagliari, in cui c'è dentro Costim, in cui ci sono dentro tante cose. Sul discorso del bando di gara, a prescindere da tutto, la certezza che vinca il proponente non ce l'avresti mai da nessuna parte. Se vince una società esterna, non la vedo sinceramente una società esterna pronta a spendere 300 milioni che sia rimasta nascosta fino a questo momento. Tutto è possibile, sulla carta è possibile tutto, così come era possibile anche prima. Nella realtà io credo che chiaramente il bando verrà fatto, al 99% lo vincerà il proponente, perché se no sarebbe una follia. Ovviamente, ripeto, sulla carta a livello legale tutto è possibile, però poi sappiamo che nella pratica le cose vanno in una maniera solitamente diversa, quindi non penso che con il bando di gara non vinca la società proponente, perché tra l'altro è stato fatto un progetto, è stato fatto un piano economico finanziario, ci sono state delle interlocuzioni soltanto con il proponente. Mi sembra molto difficile a Cagliari, almeno magari a Roma, a Manchester, a Madrid, a Parigi, probabilmente ci sarebbero potute essere tante società interessate a costruire uno stadio. A Cagliari io non credo che ci sia la fila, oltre la proposta chiamiamolo Cagliari, ma insomma non del Cagliari, ma di tutto tutta la realtà del soggetto proponente, appunto, che quindi vede Costim e via dicendo. Quello che tu dici sulla carta è assolutamente possibile, ci mancherebbe. Nella realtà dei fatti le cose andranno, sempre che ovviamente lo stadio si faccia, credo che le cose andranno in maniera diversa, e quindi è così. Anche perché gli americani, quando sono entrati in società, sapevano perfettamente quale fosse l'iter della costruzione dello stadio, che ricordiamo non è di proprietà del Cagliari, ma è di proprietà del Comune di Cagliari, che quindi verrà dato solamente in concessione al Cagliari, qualora ovviamente il Cagliari dovesse vincere la gara. Ma ribadisco, al momento non ho elementi, e non so se tu abbia elementi diversi per sostenere che ci sia un'altra società esterna pronta a partecipare e a vincere eventualmente il bando con elementi migliori e superiori e più convincenti rispetto a quelli che
il Cagliari in questi anni, il Cagliari con tutto l'entourage, appunto Costi e via dicendo, la società proponente, ecco, diciamo così, senza darle un nome, ha concordato con il comune, e quindi mi sembra un falso problema, onestamente, tutto questo discorso. Poi ripeto, sulla carta tutto è possibile, perché stiamo parlando di cose che ancora non si sono verificate, non si sono realizzate, però il percorso che è stato tracciato è quello, e io credo che chiunque si stupirebbe, non solo io, ma chiunque si stupirebbe, qualora intanto già un'altra, cioè ci fosse un'altra proposta oltre quella del Cagliari, e soprattutto che fosse poi ritenuta migliore e più convincente rispetto a quella del Cagliari. Ripeto, tutto è possibile, la vita e non solo lo sport ci insegnano che veramente tutto è possibile, ma mi sembra molto molto complesso, ecco, diciamo così, che questa cosa si possa verificare. Giusto così per chiudere. Mentre c'era un'altra domanda per me, che era le voci di Borrelli al Padova. Ieri Mirabelli ha parlato a Sport Italia, Mirabelli, il direttore sportivo del Padova, ha detto che è un'idea, il Padova sta cercando un altro attaccante, anche se ha preso Moro proprio dal Sassuolo, peraltro. E mi sembra strano, sinceramente, che facciano chissà quanti acquisti lì davanti. L'obiettivo vero del Padova è artistico, però in Serie B si sta muovendo qualcosa, adesso non mi ricordo se è l'Avellino, forse l'Avellino si è rotto un attaccante, quindi stanno cercando un'alternativa, leggevo stamattina sul Corriere dello Sport, non mi ricordo chi, e quindi magari ci potrebbe essere un giro di attaccanti che si sblocca in Serie B. Il discorso di Borrelli è che per prenderlo bisogna pagarlo. Quindi questo è. Se Borrelli dovesse lasciare il Cagliari, lo farà, io credo, soltanto a titolo definitivo o con prestito con obbligo, però comunque col fatto di poter in qualche modo monetizzare dalla sua cessione, che ricordiamo l'anno scorso è arrivato a parametro zero, quindi sarebbe una plusvalenza importante. Se Borrelli dovesse lasciare Cagliari, io credo che il Cagliari comunque andrebbe su un altro giocatore negli ultimi giorni di mercato. Suspendi è un giocatore che piace tanto al Palermo, che ricordo ha preso Perin, quindi ha una capacità di spesa in questo momento che probabilmente in Serie B non ha nessuno, e secondo me anche in Serie A hanno in pochi, a meno che non sia Suspendi dell'Empoli, che tu dica Gianluca, vedremo. Sarà 5-6 giorni, saranno gli ultimi giorni davvero di fuochi d'artificio, io credo, sul mercato, e credo che anche il Cagliari avrà una sua parte importante, farà la sua parte su questo. Noi siamo qua per raccontarvelo già da oggi, quindi chiudiamo questa puntata di Buongiorno 131, vi rimandiamo a domani, quarta e ultima puntata della settimana di Buongiorno 131, parleremo di Serie D e parleremo di Inter in qualche modo, visto che ci si avvicina a Cagliari-Inter, seconda giornata. Luccone, grazie. Grazie a te, grazie a tutti, grazie alla Fabio chat, Tidili, ovviamente, grazie anche a Fabio, regia. Grazie al Corriere che mi ha... ringraziamo. Esatto, grazie a Nando Mura che è intervenuto. E grazie a Vincenzo, scusa. Come? Grazie a Vincenzo. Grazie a Vincenzo, che lo è sempre nel nostro cuore. Va bene. Benissimo. Ciao. E allora, a domani. andiamo alla sigla. Sigla? Ciao. La sveglia Rientriamo in studio perché mi ero dimenticato in tutto questo casino del fatto che oggi parte la nuova sigla. La sigla finale, cantata con le immagini dell'anno scorso, quindi poi fateci sapere se vi piace. Dateci il feedback. Sigla Grazie. vera. Ciao, rimandala. La rimandiamo. Vai. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno
131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Benvenuti in CMA, qui trasformiamo le vostre idee in soluzioni di comunicazione e marketing. Nel nostro showroom trovate gadget, abbigliamento personalizzato e soluzioni tecnologiche per ogni azienda. Mi occupo di grafica e supporto tecnico, ogni particolare conta. Gestiamo la vostra presenza sui social. Realizziamo siti web e soluzioni digitali per far crescere il vostro business. Formazione continua e momenti di condivisione tra gli imprenditori. Qui nascono le migliori idee e nuove collaborazioni. Viviamo insieme nelle nostre aree relax, spazi dinamici con palestra, biliardo e ping pong. La vostra crescita è il nostro progetto. Ciao, sono Fabio e sono il titolare della Credisar. Oggi vi presento la nostra squadra. Ciao, sono Antonella e mi occupo del caricamento e della gestione delle pratiche. Ciao, sono Marzia e mi occupo dell'accoglienza clienti e del back office. Ciao, sono Franco, mi occupo di consulenza finanziaria alle imprese e ai loro dipendenti. Credisar è un team di esperti in consulenza e di professionisti nella gestione delle pratiche per la cessione del quinto, prestiti personali, anticipo del TFS, mutui casa e finanziamenti dedicati alle piccole e medie imprese. Siamo una realtà giovane, nata nel 2022, ma con una lunga esperienza pregressa nel settore. Ci piace descrivere Credisar come persone al servizio delle persone. Infatti per noi non sarai mai un numero di pratica, ma un amico da guidare passo dopo passo verso il miglior progetto pensato su misura per le tue esigenze. Il nostro slogan è persone, non pratiche. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.